La Juve Stabia contro il Pisa vince ma soprattutto convince. Il risultato finale 1-0 non dà certo l'idea della grande mole di lavoro prodotta dai campani tornati sul prato del Romeo Menti dopo 3 mesi di pellegrinaggi. Il neoacquisto Marra in tandem con Castaldo e il fantasista tuttofare Sibilli rende la vita davvero dura ai toscani, ormai incapaci di far punti fuori casa da oltre 2 mesi. Al terzo del primo tempo Pugioni compie il primo miracolo su incornata di Castaldo e tira un sospiro di sollievo 5 minuti dopo su tiro di poco alto di Sibilli. Primi 45 minuti frizzanti con le vespe che pungono da tutti i lati e i rossoblù che si difendono in modo coriaceo lanciandosi anche in rare folate offensive, ma al settimo della ripresa Marra vede Castaldo sulla sinistra, lo serve sul filo del fuorigioco e il piede della punta giallo-blu chiude in anticipo l'incontro. 3 punti meritati, Pisa che ha ora sul collo il fiato della zona retrocessione e Juve Stabia che torna a sorridere riscoprendosi squadra compatta e rodata in tutti i suoi comparti. Ancora da guarire il suo male endemico, la difficoltà di concretizzare nei 16 metri, ma gli acquisti del mercato di gennaio, Marra e Ottonello già a disposizione, trattativa al rush finale per Verolino, potrebbero consentire quel salto di qualità fondamentale per un girone di ritorno dove chi vorrà salvarsi non potrà più permettersi il lusso di sbagliare.